Buonasera e benvenuti al circolo sportivo Stella Azzurra. Checco dello Scapicolo La Pisana, la partita di cartello della 10ª giornata della Lega Calcio 8 Serie A. Il Checco dello Scapicollo è secondo a 18 punti in classifica, la Pisana è a 13 punti in classifica ma è in recupero dopo 2 brutte sconfitte e sicuramente si giocherà i playoff fino alla fine della stagione. La sfera a lungo traversone sulla sinistra ancora verso i compagni, 1 contro 1, lato corto all'area di rigore, tiro, arriva addirittura la prima conclusione, la prima parata della partita. Checco dello Scapicollo che se ne va, supera la linea di centrocampo il numero 6, verticalizzazione ancora in mezzo per gli attaccanti, conclusione sul fondo, che opportunità per i padroni di casa. Sulla sinistra verso un compagno, ancora lato corto dell'area di rigore, 1 contro 1, si gira, palla in mezzo, ancora a cercare gli attaccanti, conclusione e vantaggio della Pisana, 1-0, passa in vantaggio grazie a Meloni dopo soli 3 minuti di gioco. Il momento risultato che ovviamente decide la partita, 1-0 che fa sì che la Pisana possa giocare con la partita in suo favore. Attenzione a questa conclusione sul fondo. Questi minuti centrali del primo tempo, ancora Cuozzo, larga sulla destra verso Maramao che prova a penetrare, vince 2 rimpalli, Maramao davanti alla porta, attenzione alla conclusione e arriva anche il gol. Pareggio della Checco dello Scapicollo, 1-1 al 12° minuto di questo primo tempo. Larga sulla destra, ottimo velo da parte di un giocatore del Checco che allarga ancora sulla destra, attenzione al cross in mezzo, arriva la verticalizzaziane che poi è un passaggio comodo per il numero 11 del Checco dello Scapicollo, vale a dire Nardecchia, che porta in vantaggio la squadra di casa. Dovrebbe essere quest'ultimo a calciare, fischia l'arbitro, parte Ferraro, conclusione, doppio rimpallo e alla fine la palla finisce in rete, gol bello ma anche fortunoso, 3-1 del Checco dello Scapicollo. Conquista sempre la Pisana che prova ad avanzare sulla sinistra con questo cross che diventa un tiro, attenzione al tapin vincente e alla 3-2 ancora di Meloni, doppietta personale per lui. Sinistra, 7° minuto, 18 alla fine, Checco dello Scapicollo in attacco, attenzione al colpo di testa e al miracolo da parte di De Bernardo. Con alle mani la Checco dello Scapicollo, in mezzo ancora per gli attaccanti che cercano di lottare su questa palla vagante, poi alla fine arriva il tiro e il gol è il secondo, doppietta personale per Ferraro, 4-2, cerca a lungo decisivo il Checco dello Scapicollo. E con Ricci soprattutto, con Di Gioacchino che non sono presenti, gli uomini sono pochi ma cercano comunque di sfruttarli al meglio quelli di Di Pasquale. Intanto c'è un passaggio in mezzo, dovrebbe esserci un calcio di rigore per la Pisana. Sotto parte Meloni, conclusione, gol, 4-3, tripletta personale per il numero 9 e attaccante centrale della squadra ospite. Il suo centravanti che viene anticipato, attenzione dall'altra parte con Meloni che la giostra verso il numero 7 Cesaro, grande intervento del portiere. Per vie centrali viene fermato dal Tegel difensivo straordinario della Checco dello Scapicollo che avanza con questa conclusione e la parata di De Bernardo. Suoi compagni che lottano contro quelli della Pisana, perdono la palla, la recupera Meloni, conclusione, grande parata di Troisi. Questo rilancio con i piedi in direzione degli attaccanti, la recupera Pagliuca, questa è l'ultima occasione, la possono sfruttare, un tiro, un miracolo ancora di Troisi. Comunque un'ultima azione che potrebbe essere quella giusta con Cervini che però è pressato, allarga, perde la sfera, contropiede, conclusione, De Bernardo fa un miracolo anche quando non serve, finisce qui con la Pisana che perde contro il Checco dello Scapicollo per 4-3 e rimane a 13 punti in classifica, sale invece a 21 momentaneamente prima nella Lega Calcio 8 la squadra di casa.